Sono qui per invitarvi ad una serata straordinaria all'insegna della passione e del fascino senza tempo del tango nuevo. Domenica 24 agosto alle 21:30 nella suggestiva cornice del chiostro dell'Abbadia di Licata. Andrà in scena uno spettacolo eccezionale, si intitola Una notte a Buenos Aires, è uno spettacolo tributo dedicato al genio musicale di Astor Piazzolla. È un evento organizzato dall'associazione Spazio Musica con il patrocinio del Comune di Licata e la collaborazione dell'ente parco Valle dei Templi. Sul palco ci saranno come protagonisti i Mirada Tango, un ensemble d'eccezione che proverà a interpretare le pagine più celebri di questo grande compositore argentino. È uno spettacolo ideato e curato negli arrangiamenti dal maestro Mimmo De Caro, uno spettacolo che si distingue per la sua unicità, c'è un equilibrio perfetto tra intensità musicale, narrazione e danza. Ci sarà la voce della straordinaria Gloria Tuzzolino, l'eleganza sensuale dei tangheri Francesco e Valentina e poi la formazione musicale con Alessandro Bruccoleri alla fisarmonica, Federica Mosa e Luisa Giaconia ai violini, Matteo Blundo alla viola, Mauro Cottone al violoncello, Mimmo De Caro al contrabbasso, Alessandro Ferro al vibrafono, Antonio Di Bella alle percussioni. Io proverò a guidarvi in questo viaggio pieno di emozioni, pieno di storia. Proverò a narrarvi che cosa succede lungo le strade di Buenos Aires. Proverò a farvi sognare, ma anche a vivere una passione senza tempo. Ci vediamo a Licata il 24 di agosto, domenica, alle 21:30 al Chiostro Badia. L'ingresso è libero.